sono dell'idea che l'italiano non è protetto, sono dell'idea che chi gioca se lo merita e sia giusto così. Però probabilmente il problema non è nella Serie A, parte dalle giovanili, parte da un sistema in cui bisogna creare dei giocatori non per vincere a livello giovanile, ma per crearli per una nazionale futura. Al momento è difficile perché il momento economico non aiuta, è difficile programmare, è difficile per un allenatore rischiare, perché spesso quando ci sono budget piccoli il primo che paga è l'allenatore, quindi si è sempre tra l'incudine e il martello, è un tema molto delicato. È chiaro che tutti siamo rappresentati dalla nazionale, quindi se la nazionale fa bene tutto il movimento prende molto ossigeno. Ci è dispiaciuto molto a tutti per il preolimpico, però i giocatori ci sono convinto che sapranno dimostrare e sapremo dimostrare noi italiani che il campo ce lo meritiamo. Purtroppo sappiamo che i grandi giocatori al momento sono fuori dal campionato italiano, quindi probabilmente ci vorrebbe un qualcosa di diverso, che il giocatore italiano non si fermi solo al campionato italiano, che al momento si è abbassato di livello rispetto a tanti anni fa, ma ci sia un qualcosa che ti porti fuori dai confini per confrontarti con dei campionati di livelli più alti. Forse questo è il salto che agli italiani manca, però adesso ci stiamo arrivando, abbiamo voglia di migliorare, l'italiano non è un giocatore mammone come viene sottolineato che non vuole uscire di casa, ma l'italiano ha voglia di far vedere che il basket dell'Italia c'è ancora. Non puoi creare un programma, un sistema continuativo. Vediamo ad esempio Reggio Emilia che è un esempio di continuità. Ogni anno parte con una base, con una conoscenza maggiore rispetto a società che devono cambiare tutti i giocatori. Penso che questo porti anche a non far appassionare molto i tifosi, perché i tifosi non arrivano a trovare delle bandiere sulla propria società. Ogni anno arrivano e trovano dei giocatori completamente nuovi che non sanno che cosa sono e poi i giocatori che cambiano spesso squadra. È difficile perché non crei un sistema che possa permettere al pubblico di amare spesso i propri idoli e quindi tu non ci sono più grandi giocatori come Esposito, come Riva, come Sacchetti che erano fissi e tu sapevi che loro rappresentavano quella città. Adesso è più difficile, però credo che non sia dovuto solo al sistema ma anche al momento un po' difficile che porta il basket e l'economia.